Ci sono delle situazioni che in tempo di Covid-19 aiutano anche, perché no, a provare a rialzarsi. Una di queste sicuramente è la musica. E la musica raccontata da un nostro concittadino che si sta facendo davvero onore in giro per il mondo e che siamo venuti a trovare per parlare soprattutto di Colors. E guarda caso in una giornata particolarmente difficile Roberto Tola ci racconta il prossimo futuro. Roberto. Sì, hai toccato il punto, Colors, che è il mio ultimo album, nasce proprio durante la pandemia. Tutto il lavoro programmato per la registrazione, il lavoro con i musicisti in studio, che ha subito delle variazioni a causa proprio del fatto che con il lockdown non ci si poteva più incontrare, per cui io mi sono dovuto architettare nel lavorare in remoto, quindi un remote working più che smart working. E per cui nonostante tutti i colleghi, le persone che ruotano in questo mondo della musica mi sconsigliavano di lasciar perdere visti i tempi un po' brutti, io ho comunque voluto andare avanti e ho rispettato tutte le tappe e le date che mi ero prefisso anche della pubblicazione del disco. E quindi è stata una maniera per reagire, perché la musica per fortuna si può fare anche da casa ormai, la tecnologia ci aiuta a fare quasi tutto, ecco, e quasi tutto io sono riuscito a fare. Roberto, l'unica nota dolente probabilmente è il fatto che tu arrivavi da un 2019 davvero scintillante, premi vinti in ogni dove, una soddisfazione personale dal punto di vista artistico davvero incredibile e delle date dei tuoi concerti che purtroppo a causa delle forze maggiori sono state rimandate sine die. Però l'importante è essere sul pezzo, no? È un gioco di parole, però che pezzi questo Colors. Sì, no, le soddisfazioni sono tante, sì, è un crescendo, perché da quando ho iniziato, io veramente ho iniziato da bambino, è tanti anni che milito e suono, ho insegnato per tanti anni, però come artista solista ho iniziato nel 2017 col mio primo album Being Green. E da quel momento è stato un continuo crescendo, fino a oggi col secondo album Colors, che mi sta già dando tanta soddisfazione, però anche dal punto di vista dei concerti, degli eventi, stava iniziando veramente un periodo roseo per me, proprio il 2020, che si è dovuto, sospendere, ancora da date da destinarsi, e quindi concerti che erano previsti in Spagna, in Germania, in Inghilterra e tanti altri concerti che erano in trattativa anche fuori Europa, come anche all'Estremo Oriente, sono saltati e rimangono congelati al momento in attesa si sarebbe dovuti ripartire in ottobre, almeno così si pensava la scorsa primavera, ma invece la pandemia, come sappiamo, ci sta riservando molte sorprese, sta prolungando oltre ciò che noi stessi pensavamo. Roberto, benissimo, noi adesso ti ringraziamo intanto del tempo che ci hai dedicato, perché sicuramente adesso andrai in studio di registrazione per continuare quello che è la tua verve artistica. In bocca al lupo, perché? Perché fa piacere accompagnare io non dico solo performance, perché poi il talento è talento, e se te lo hanno riconosciuto negli Stati Uniti d'America vuol dire che ce n'è tanto. Davvero in bocca al lupo e buon viaggio, Roberto Tola. Grazissime, ti ringrazio tanto, mi sento una latana del lupo perché, come dici tu, negli Stati Uniti, dove quella musica che io suono nasce, è un po' come tu che vivi il mondo del basket, è come andare a giocare in NBA, no? In mezzo a giocatori stellari, ecco, così mi sento un po' io a fare il jazz negli Stati Uniti e in tutto il resto del mondo, non solo.